16 smells like danger. Even better, set your goals, bless their souls. I'm in trouble, but it feels like... Siamo sempre al centro commerciale Torri d'Europa, sesto casting di questa edizione di Miss e Mister Topolini per il 2010. Ecco il prossimo mister, lui si chiama? Andrea Tic, Il numero? 39. Ti chiedo subito cosa fai nella vita? Nella vita faccio l'allievo attore e l'illustratore. L'illustratore, cioè cosa disegni? Quello che capita, dalle illustrazioni per l'infanzia a cose più elaborate. Quindi hai studiato recitazione ma anche disegno? Esatto, mantengo le due... Mantieni le due vie, che cosa ti piace di più? Devo ancora decidere. Allora, come sei arrivata a Mister Topolini invece? Attraverso un passaparola. Ti hanno convinto, mi sembra di capire. Hanno convinto bene, sì. Molto bene, sei fidanzato? Sì, felicemente. Abbiamo aggiunto anche l'avverbio, da quanto tempo? Da 5 mesi, penso. Pochissimo. E lei è qui? Dov'è? La salutiamo la fidanzata, dai. Ciao! Senti, un tuo punto di forza, perché dovrebbero votare per te? Perché dovrebbero votare per me? Perché penso per premiare anche un po' la sostanza al di là dell'apparenza. Quindi non solo il fisico segnato, ma anche altre caratteristiche. Esatto. Invece un tuo punto debole, un tuo difetto? L'orgoglio, dicono. Cioè se ti arrabbi non perdoni? Tieni il muso? È un po' difficile però si può superare, insomma. Prima o poi. Che segno sei? Sagittario. Quanti anni hai? 24. Perfetto, senti, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa di fronte alla telecamera? Vai, è tutto tuo. Niente, ringrazio quanti credono in me e andiamo avanti. Va bene, grazie Andrea, in bocca al lupo. Grazie. Right back at you, 'cause I survive. It may seem to you that I am in a place where I'm losing the direction of my life, but I'm sure that this is nothing more